Buongiorno a tutti e bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Stamattina vorrei parlare con voi della triste fine del più grande sindacato italiano, la CGIL, Confederazione Generale Italiana del Lavoro. L'ultima parola ormai, come dire, sfuma sempre di più sullo sfondo, perché la CGIL ha convocato per mercoledì 25 settembre davanti al Senato una grande manifestazione contro il DDL sicurezza del governo, contro questo pacchetto di provvedimenti approvati recentemente dal governo che semplicemente corrispondono a una delle richieste più pressanti dell'elettorato di centrodestra, che si è rivelato maggioritario alle ultime elezioni politiche, cioè di andare verso una maggior tutela della sicurezza, quindi della libertà dei cittadini, e un minor lassismo ideologico. Ma la CGIL convoca una manifestazione contro questo, la rilevanza sul tema del lavoro ovviamente è pari a zero. Nei giorni scorsi ho visto Landini che sponsorizzava molto la raccolta di firme per il referendum contro l'autonomia. Anche lì non si capisce cosa c'entri col tema e le esigenze concrete quotidiane dei lavoratori. Ho visto che sui social imperversa una sua uscita sul cambiamento climatico e sull'apocalisse appunto che ci aspetta, per spiegare gli accadimenti in Emilia, che a noi risultano molto più prosaicamente legati anche a certe lacune amministrative della ditta di sinistra, ma Landini parla solo del cambiamento climatico. Il fil rouge è che non parla mai del lavoro, cioè il lavoro, la ragione sociale, storica, filosofica di qualcosa come la CGIL, ormai è ampiamente rimosso. La CGIL è diventata una ONG di sinistra tra le tante, e è istruttivo a tal proposito il comunicato con cui è stata convocata la manifestazione contro il DDL sicurezza. Riteniamo infatti doveroso contrastare una norma che ha il chiaro intento di azzerare la libertà e il diritto delle persone a manifestare il proprio dissenso. Non è vero ovviamente, se no sarebbe uno scenario cinese o iraniano, semplicemente introduce o accentua le pene per reati tra cui le rivolte in carcere, che, come dire, nella cronaca anche recente hanno dimostrato tutta la loro urgenza. Introduce, proprio loro dicono, nuovi reati e quindi il carcere nei confronti di chi occupa strade, spazi pubblici e privati. Ah, bene, nei confronti di chi occupa spazi privati sicuramente, noi capiamo che, come dire, il loro punto di riferimento ormai è la signorina Salis, una che non so se abbia lavorato mezz'ora nella sua vita, ma che questo DDL inasprisca le pene per chi occupa spazi privati, cioè ripristini il diritto di proprietà in questo paese, a me pare un'ottima notizia. Un DDL quindi che limita l'iniziativa per le mobilitazioni sindacali, non c'entra nulla ovviamente il nesso pretestuoso che viene instaurato, che chiude in carcere le donne in gravidanza o con figli entro 1 anno di età. No, che la fa finita con lo stratagemma anzitutto sulla pelle dei minori, di alcune donne che reiterano reati molto fastidiosi contro la persona e il patrimonio, approfittando del fatto, come dire, di essere spesso incinta. Questa cosa non vale più nell'interesse del minore, tra l'altro, che non, come dire, non cresce in un contesto esattamente adatto a sviluppare la persona. Tra l'altro nel DDL inaspriscono anche le pene per chi costringe i minori all'accattonaggio. Speriamo che almeno la CGIL come dire, non contesti questo aspetto. Un DDL che introduce interventi a impronta securitaria, insomma, non è una parolaccia, a nostro giudizio, la sicurezza, e di criminalizzazione quando si parla di migranti. Anche qui ideologia pura. Queste sono alcune delle ragioni per le quali saremo in piazza per contrastare un DDL pericoloso per la democrazia nel paese, sempre toni molto morigerati e lucidi. Tra l'altro il paradosso è che tra i diritti che ripristina questo DDL sicurezza c'è anche il diritto al lavoro, perché voi ricordate quando quegli sciroccati, quegli eco-sciroccati che si chiamano ultima generazione, perché sono convinti davvero di essere l'ultimo giro dell'umanità sulla faccia della terra, bloccano le strade, le autostrade
per ore e ore, violano il diritto delle persone ad andare a lavorare, verbo e attività che loro ignorano, ma impediscono in tutte le loro iniziative, direi, di blocchi a lavoratori di esercitare il loro diritto al lavoro. Alcune volte hanno anche leso il diritto alla cura, perché ci sono ambulanze che sono state fermate per parecchio tempo a causa di questi blocchi folli. Quindi, come dire, da un punto di vista di chi guarda alla tutela della maggioranza silenziosa che quotidianamente si alza per espletare il proprio diritto al lavoro, sarebbe una cosa anche positiva, ma la CGIL ormai non guarda più, certo, alla maggioranza silenziosa diffusa del paese, non guarda più al diritto al lavoro concreto come si manifesta oggi, quindi per inciso spesso non il lavoro dipendente, ma il lavoro autonomo in varie forme, perché oggi il vero precariato è quello di molte partite IVA. La CGIL non guarda più tutto questo, ma è semplicemente una ONG di sinistra tra le tante. Una fine molto molto triste. Grazie a tutti, vi aspetto stasera alle 18.